In riferimento alla circolare ministeriale del 7 febbraio 2023, relativamente all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, quest'anno, viene ripresa la modalità, dell'esame, di Stato di terza media, prescritta dal decreto legislativo 62 del 2017. Quindi diciamo che si ritorna alle modalità, previste dal suddetto appunto decreto legislativo. La finalità dell'esame conclusivo è quello di verificare, l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di tutti gli alunni, anche in riferimento all'orientamento nel quadro interdisciplinare di tutto il percorso formativo ed educativo. Allora, quali sono i requisiti di ammissione all'esame? I requisiti di ammissione all'esame sono, intanto l'aver frequentato per almeno 3/4 del monte ore, annuale personalizzato, tranne eventuali deroghe deliberate dal collegio dei docenti, non essere incorsi nella sanzione disciplinare e di aver partecipato, entro il mese di aprile, generalmente appunto avvengono nel mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi. Nel caso di mancata, acquisizione dei livelli di apprendimento, anche di una parziale acquisizione dei livelli di apprendimento, in una o più discipline il consiglio di classe può deliberare la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all'esame, sulla base di un del percorso scolastico triennale, un voto di ammissione espresso in decimi. Il consiglio di classe, anche in questo caso, cioè nel caso di parziale o mancata acquisizione del livello di apprendimento, in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6 decimi. Quindi l'ammissione può essere effettuata anche con un voto inferiore a 6 decimi su delibera del consiglio di classe. Le prove d'esame quindi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 62, prevedono 3, prove scritte e un colloquio, una prova scritta di italiano, una prova scritta di matematica, e una prova scritta di, lingua straniera. Questa si divide in 2 sezioni, sia per la lingua, inglese e sia per la seconda lingua comunitaria, francese, spagnolo, quello che la scuola, ha deliberato. Per quanto riguarda la prova scritta di italiano, naturalmente è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità espressiva personale e anche la coerente e organica esposizione del pensiero da parte del candidato e fa riferimento a, 3 tipologie che sono sempre quelle che si sono proposte, in base al decreto legislativo 62: il testo narrativo, il testo argomentativo e la comprensione di un testo. Per quanto riguarda la prova relativa alle competenze logico-matematiche, anche qui, diciamo si punta all'accertamento della capacità di rielaborazione, di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, sempre facendo riferimento alle indicazioni nazionali, quindi relativamente a numeri, spazio, figure, relazioni e funzioni. Le tracce della prova di matematica sono sempre o problemi, articolate su più richieste o quesiti a risposta aperta. Per quanto riguarda la prova di lingua straniera, appunto come ho detto poc'anzi, è articolata su 2 sezioni, una per l'inglese e una per la seconda lingua comunitaria. Ehm, e naturalmente, accerta le competenze di comprensione, produzione scritta, riconducibili ai livelli del quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa. Le tracce si riferiscono a questionari di comprensione di un testo o completamento o trasformazione di un testo, elaborazione di un dialogo, lettera o mail personale e sintesi di un testo. Alla fine abbiamo il colloquio, che è condotto ovviamente collegialmente dalla commissione e valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, delle abilità,
delle competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle indicazioni nazionali per il curriculum, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, alla risoluzione dei problemi, pensiero critico, collegamento organico e significativo tra le varie discipline. Inoltre il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Noi sappiamo che la legge 92 del 2019 ha abrogato l'insegnamento di cittadinanza e Costituzione sostituendolo con quello di educazione civica, insegnamento trasversale a tutte le discipline. Per i percorsi di indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova relativamente allo strumento studiato. La votazione finale è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione, la media dei voti stabiliti agli iscritti e il voto la media del voto del colloquio. Alla fine delle prove d'esame, c'è la, elaborazione della certificazione delle competenze. Questo è un documento che viene redatto al momento dello scrutinio finale dell'esame di Stato e mira a descrivere lo sviluppo dei livelli di competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, progressivamente acquisite nel corso del triennio. Questo è un documento che viene, proposto dal Ministero, generalmente, insomma le scuole accolgono questo modello o possono anche, insomma predisporne un altro, in base alla fisionomia e insomma alla delibera anche degli organi collegiali della scuola.